Marco, vai. Ciao Marco, Ciao, buongiorno a tutti. ciao. Ti presenti un attimino e ci dici Certo. dove siamo, per favore? Sono Marco Lazzarotto, sono un naturalista della Valle del Brenta e qua ci troviamo nel complesso naturalistico delle Grotte di Oliero. È una struttura, un biotopo assolutamente complesso, splendido e da preservare. Da questi luoghi esce grande quantità di acqua, nei momenti di piena anche 30-40 metri cubi al secondo, ed è tutta acqua che proviene dal sovrastante altopiano di Asiago. Benissimo. Quest'acqua è una risorsa assoluta e infinita. Il fiume che ne scaturisce da queste cavità è un fiume estremamente corto, il fiume Oliero, e tanto corto quanto sfruttato. Almeno mi vengono in mente tre sfruttamenti di questo fiume. Un sfruttamento legato al turismo, è assolutamente compatibile con l'ambiente, uno sfruttamento legato alla produzione di energia elettrica, poi magari filmeremo la struttura che capta l'acqua per poi produrre energia elettrica, e un terzo importantissimo sfruttamento legato all'acquisizione di acqua ad uso potabile attraverso un grande sistema di pompaggio posto qua ad Oliero. L'acqua viene portata vincendo un dislivello di circa 1000 metri nel sovrastante altopiano. Quest'acqua da dove viene? A parte il fiume, noi sappiamo della tua idea della fabbrica Sì, dell'acqua. in realtà non è un'idea personale, ma è frutto di una serie di studi che sono stati fatti soprattutto da appassionati e ricercatori dei sistemi carsici. Quest'acqua ha prevalentemente un'origine piovana oppure di scioglimento della neve. Però in alcuni periodi dell'anno non si spiega come possa uscire acqua da queste sorgenti, visto che nell'altopiano magari non c'è neve, oppure non ci sono eventi di tipo piovoso da molti mesi. Allora, ragionando e verificando le dinamiche interne del sistema carsico, si è giunti alla conclusione che probabilmente molta di quest'acqua è di origine di condensazione, cioè legata al fenomeno di condensazione dell'aria che circola all'interno delle cavità e che condensa nella prima parte del sistema carsico, che viene chiamata epicarso. Quest'acqua di condensazione contribuisce in maniera importantissima alla quantità di acqua che esce da questa sorgente. A me piace pensare questo sistema come la fabbrica dell'acqua, cioè partendo sostanzialmente della semplice aria che circola all'interno delle cavità con due movimenti a seconda della stagione. Ecco, quest'aria ricca di umidità riesce a condensare nel sistema carsico superficiale, quindi nell'epicarso, e produrre e generare grandissime quantità di acqua di ottima qualità. Si costruisce acqua di fatto partendo dal nulla, e quindi è fondamentale preservare questi ambienti, questi sistemi. Ricordo che l'epicarso è profondamente interessato dall'attività di discarica presente oggi in altopiano, e quindi c'è un lavoro interessante da fare sull'influenza che possono avere queste strutture sull'epicarso. Ecco appunto le criticità, ti stavo chiedendo di questo luogo, di questo biotipo, quali sono? Hai Sono- accennato ovviamente alla discarica Melagon. Sì, assolutamente, la discarica Melagon è una spada di Damocle sopra le nostre teste. Io credo che il problema non sia se la discarica un giorno o l'altro perderà i reflui, ma quando li perderà. È solo, credo, una questione di tempo, e quindi bisogna agire in fretta per sanare questa situazione. Ma in realtà la cava Melagon non è l'unico problema legato alle discariche nell'altopiano, ce ne sono anche altre che hanno queste criticità. L'altopiano è una spugna, non riesce a sopportare questo tipo di strutture, ed è assolutamente criminale quello che è stato fatto negli anni passati. E il sistema fiume, accennavi prima al discorso centraline idroelettriche. Sulle centraline, qua passiamo in un altro fiume, non nel fiume Oliero ma nel fiume Brenta. Immagino ti riferisci alla centralina del San Gaetano. Anche qua ritengo sia assolutamente un'attività di lucro, di speculazione, che non tiene assolutamente conto di tutta l'attività amica dell'ambiente che si sta facendo nel fiume in questi anni, dall'attività fluviale con le compagnie di navigazione all'attività di pesca, all'attività di canoa.
Queste attività sono assolutamente compatibili con l'ambiente e creano un grande indotto per Quale la può valle. essere invece l'impatto di una centralina come quella? L'impatto sarebbe a mio avviso devastante, bloccherebbe completamente tutta l'attività fluviale, tutta l'attività turistica, con conseguenze in termini di immagini, in termini di lavoro, di posti di lavoro per la valle. E quindi E dal punto di vista ambientale? dal punto di vista ambientale molte specie ittiche potrebbero essere assolutamente compromesse. La vostra idea di turismo, come mi hai fatto vedere prima, si parlava di Grotte 2.0, il nuovo progetto a cui avete aderito anche voi. Sì, in questi anni si stanno facendo grandi investimenti qua nella valle, investimenti che cercano di favorire l'attrattività turistica, che siano compatibili con l'ambiente e che possano offrire dei servizi migliorativi per tutti i turisti che passano qua all'interno della struttura. Ci vuoi parlare della tua esperienza nel prenderti cura di questi luoghi, dal punto di vista umano, dal punto di vista della tua passione? Ma l'attività di speleologia, l'attività di frequentazione delle grotte ha portato negli anni ad avere grandi amicizie di grandi solidarietà tra chi frequenta questi ambienti estremi. In questi anni ho potuto osservare cose che gran parte della gente non riesce a vedere, non riesce nemmeno a immaginare. Le grotte offrono dei grandi spunti dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista biologico, perché sono ambienti difficili. E negli ambienti difficili gli animali, e parlo solo di animali perché le piante sono escluse da questo mondo in quanto non c'è la luce, gli animali hanno imparato a sopravvivere con tecniche straordinarie. Mi viene in mente la presenza di un nostro grande amico che è il proteo qua nelle grotte di Ogliero, che ha saputo attraverso delle strategie evolutive vivere in un ambiente straordinariamente difficile, e abbiamo la fortuna di averlo, che frequenta quindi le nostre cavità. E il grande pericolo del proteo è proprio l'aspetto legato all'inquinamento e all'antropizzazione dell'altopiano. Speriamo di tenercelo per tanti anni ancora. Un discorso che si Vai Marco. Vai Sala. Sì, qua ci troviamo in uno dei due covoli superiori delle grotte di Ogliero. Rappresentano dal punto di vista idrologico gli antichi scarichi idrici del sistema carsico delle grotte di Ogliero. Originariamente quindi l'acqua presumibilmente usciva da questi covoli e rispettava un livello idrologico di ordine superiore, in questo caso il Brenta, che viaggiava decisamente a quote superiori alle attuali. Il Brenta, incidendo la valle, ha anche fatto sì che si abbassi il livello di base carsico, e quindi oggi l'acqua la vediamo uscire da 20-30 metri più in basso. Le previsioni, vista l'andamento anche rispetto ai livelli e alla portata di questo fiume, quali sono? Ritengo che le previsioni rispetto alle portate siano sostanzialmente costanti, perché l'acqua di condensa continuerà ad essere presente, e quindi essendo sostanzialmente svincolati dalle precipitazioni. Quindi è un sistema sostenibile, indipendentemente dalle precipitazioni, questo sistema comunque fornirà acqua. Storicamente a me risulta dalle ricerche che ho fatto che è andato in secca, quindi non è uscita acqua un'unica volta, almeno nella storia relativamente recente, segnalata tra l'altro questo giorno da Alberto Parolini, in cui per mezza giornata non è uscita acqua dall'Ogliero, ed era talmente strana questa cosa che l'ha segnalata e l'ha scritta, uno scritto tra l'altro bellissimo, molto, molto originale, molto romantico, e ha mandato questa lettera all'allora ordine dei geologi, o quello che dopo sarebbe diventato ordine dei geologi, a testimonianza di questo fatto assolutamente raro ed eccezionale. Quindi salvo quella mezza giornata intorno alla fine dell'Ottocento, non si è avuto mai notizia di